Il coro popolare Chioggiotto è stato chiamato a rappresentare il patrimonio linguistico veneto nel concerto Voci in Viaggio, una rassegna che si svolgerà domenica 12 febbraio a partire dalle 18 al Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro con ingresso libero. La rassegna vedrà avvicendarsi sul palco, oltre al coro Chioggiotto, cori delle comunità linguistiche di Pordenone con l'Ottetto Hermann di Roveredo in piano e col gruppo vocale femminile Stuledi di Trieste. Tradizioni linguistiche e canore diverse, veneto, friulano e sloveno. Il coro di Chioggia proporrà canzoni tipiche dell'ambito lagunare e canzoni di respiro più ampio originarie dell'entroterra. Il repertorio andrà dal canto degli Anguelanti a Sardelle Salae, dall'Isoletta de Sant'Elena all'Ostaria ed altre. Le canzoni sono state armonizzate dal maestro Loris Tiozzo, direttore e fondatore del coro Chioggiotto. Il concerto costituisce uno degli eventi che il GAL del Veneto Orientale promuove con la collaborazione del Comune di Portogruaro all'interno di un progetto Interreg Italia-Slovenia denominato Primis, i cui intenti sono la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità linguistiche dell'area per attrarre un turismo sostenibile.